Duro attacco del WWF alla Regione per le promesse non mantenute sulla norma dedicata ai prati stabili inserita nell'assestamento di bilancio approvato martedì notte dal Consiglio regionale. Abbiamo ascoltato il presidente del WWF Pizzuti, il servizio. Presidente regionale del WWF, perché si è approvato l'assestamento di bilancio in Consiglio regionale, ma qualcosa è andato storto, in particolare per i prati stabili. Esattamente, è stato deciso di togliere in pratica la tutela a buona parte delle superfici, non tutto per fortuna, ma è stato già predisposto la strada per escludere un tipo di prati, quelli concimati, dichiarandoli falsamente già soggetti a dissodamento in passato, che è assolutamente falso. E dopodiché è stata aperta la strada per il comune che può cambiare la destinazione urbanistica, quindi se adesso sono tutelati, poi il comune cambia, a questo punto non sono tutelati più e quindi ci siamo un po' presi in giro. Ecco, quello che ci è dispiaciuto molto in queste discussioni sono due cose: la falsità di certe affermazioni in Consiglio regionale dell'assessore Violino, che ha dichiarato che l'80% dei prati sono già in aree protette, cosa assolutamente falsa, non arriva al 42% la percentuale dei prati in aree protette in pianura. Dopodiché la seconda cosa, ha detto appunto gli arenatereti sono tutti stati dissodati in passato e si sono rinaturalizzati, un grande falso. E un'altra cosa che ci dispiace molto è la mancanza di terzietà da parte del Presidente del Consiglio regionale, il consigliere Maurizio Franz. Nel concreto, cosa potrebbe succedere ora in molti comuni, che si lascerebbe spazio alle speculazioni? Sicuramente già a Osoppo ci aspettiamo che quel minimo di garanzia, di ricompensazione, di ricostruzione di un prato da un'altra parte, ecco, già quello finirà e quindi si aprirà la strada a un raddoppio della zona industriale, quando la zona esistente è già per oltre metà non fruita. Ecco, e quindi si continuerà uno spreco, perché non si dice di non attivare l'industria, bisogna cercare di fruire bene delle superfici e non sprecarle.